Catania ha vissuto, come altre città, due grandi problemi. Quello della mafia, che in tante occasioni ha depauperato la sua ricchezza economica, culturale, la sua vita sociale, e quello anche di un dissesto economico che si prolunga da molti anni e che ha visto le amministrazioni che si sono avvicendate, poco attente o perlomeno con scarse risorse a disposizione per poter risolvere i gravi problemi soprattutto delle periferie e per poter creare delle condizioni di lavoro che metterebbero fine a tanta precarietà e anche alle infiltrazioni di coloro che si propongono come uno Stato alternativo, appunto i mafiosi. Catania ha bisogno di recuperare la sua dignità, per questo ho detto che la croce bisogna portarla ogni giorno, ma la croce non è solo la sofferenza, così come Gesù ce la presenta, la croce è la propria responsabilità, quella che hanno portato in Sicilia Don Pino Puglisi, Beato Rosario Livatino, Fratel Biagio Conte, quello che può portare ogni cittadino che si prende cura della sua partecipazione attiva alla vita della città, che si riprende il gusto di poter dire la sua dal punto di vista della politica, dell'amministrazione, di come vorrebbe una città che soprattutto nelle periferie è stata molto ma molto abbandonata.